Buona domenica e benvenuti all'appuntamento delle 12:30 con l'informazione su Telefriuli. Tamponi di massa oggi a Codroipo, si è cominciato alle 9 e si andrà avanti fino alle 20. Intanto ieri si è riunita l'unità di crisi che si occupa della campagna vaccinale in regione. Al termine dell'incontro l'assessore Riccardi ha spiegato come sono state riallineate le agende. Sulla lunga distanza le iniziali disdette riguardanti l'uso del vaccino AstraZeneca andranno tutte recuperate, tornando così al passo con quelle che erano le previsioni iniziali programmate prima del temporaneo blocco delle inoculazioni. La domanda del vaccino anglo-svedese continua ad esserci e anche a livelli importanti. A darne notizia è il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, al termine dell'incontro svoltosi con l'unità di crisi che si sta occupando della campagna vaccinale in regione. Il gruppo di lavoro, spiega Riccardi, ha riallineato le agende nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 16 aprile e a seguito della temporanea sospensione nella somministrazione del vaccino richiesta da AIFA, una volta ripresa l'attività avevamo registrato una mancata prenotazione che si attestava intorno al 30%. Oggi è stata rivista l'intera programmazione fino al 16 aprile e in questa proiezione, numeri alla mano, abbiamo potuto constatare che recupereremo tutto ciò che era saltato nel periodo di sospensione del vaccino. In questo arco temporale, coloro che si sottoporranno all'inoculazione con AstraZeneca saranno circa 7.000. Dal confronto con le altre regioni d'Italia, il fenomeno che si è evidenziato in Friuli Venezia Giulia è in linea con quanto accaduto nel resto del paese. Ciò quindi ci fa essere ottimisti rispetto alle preoccupazioni emerse nel corso della settimana. Al momento, conclude Riccardi, probabilmente anche grazie alle prese di posizioni importanti emerse in questi ultimi giorni, a partire da quella del Presidente del Consiglio, non c'è alcun tracollo. E intanto le opposizioni in Consiglio Comunale a Udine chiedono una seduta straordinaria sull'emergenza sanitaria. L'emergenza pandemica sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario. Le terapie intensive non sono mai state così piene da inizio pandemia. I contagi non si fermano, il personale allo stremo, il pronto soccorso intasato. Di fronte a questa emergenza il Consiglio Comunale di Udine non può stare a guardare. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di opposizione Eleonora Meloni, Domenico Liano, Simona Liguori, Giovanni Marsico, Riccardo Rizza e Sara Rosso, promotori di una serie di audizioni del mondo della sanità che ha portato alla redazione e alla mozione collegata con la richiesta di consiglio straordinario sull'emergenza sanitaria. Le lettere appello del mondo della sanità non possono rimanere lettera morta da un'amministrazione importante come Udine, continuano. Siamo la prima provincia per numero di contagi, l'indice RT ha sfiorato quota 1,5, abbiamo situazioni di grande sofferenza e l'ospedale di Udine continua a essere preso d'assalto per necessità che dovrebbero invece trovare riscontro nella medicina territoriale. Nel corso delle nostre audizioni specificano, abbiamo potuto ascoltare la viva voce di chi ogni giorno fa i conti con l'emergenza sanitaria e da questi confronti abbiamo preso le mosse per la nostra mozione, perché è fondamentale che tutti gli amministratori locali si confrontino con le quotidianità del nostro ospedale, che prendano coscienza di quello che sta avvenendo e che ci si adoperi concretamente nei confronti dei vertici della regione. Al momento i consiglieri di opposizione fanno sapere di aver ascoltato 13 sigle. Nei prossimi giorni sarà proseguito questo lavoro e al termine delle audizioni saranno presentati tutti i punti trattati e in parte riportati nella mozione. La sede più adatta per questi incontri doveva essere la terza commissione politiche e sociali di Udine, ma oramai nulla più ci aspettiamo da un'amministrazione comunale che da 5 mesi deve dare ancora una risposta ai sindacati che hanno chiesto incontro formale al sindaco Fontanini, concludono i consiglieri. E rimaniamo in tema di emergenza pandemica perché 3 intense giornate d'aula e l'attesa riunione inaugurale del tavolo per la terza ripartenza sono al centro dell'imminente settimana di lavori in Consiglio. Per martedì 23 in particolare il Presidente Piero Mauro Zanin ha convocato i consiglieri in presenza alle 11 nell'emiciclo di Piazza Oberdan per ascoltare dalla voce del Governatore Massimiliano Fedriga e del suo vice con delega alla salute Riccardo Riccardi nuove comunicazioni sull'emergenza Covid-19. Ed è arrivata ieri pomeriggio la prima nave Ro-Ro alla piattaforma logistica di Trieste. Si tratta della Ulusoi 14 che ha attraccato con un pieno carico di circa 273 unità. Il servizio che collega Trieste al porto turco di Çeşme fino ad ora era attivo presso il Trieste International Maritime Terminal tra Molo 7 e Molo 6
del Porto Nuovo. D'ora in avanti Ulusoy Sea Lines opererà esclusivamente presso gli accosti del nuovo terminal multipurpose della piattaforma logistica, con una toccata settimanale prevista ogni sabato. È una grande soddisfazione l'arrivo della Ulusoy 14, prova del 9 della piena operatività della piattaforma logistica e della sua completa integrazione con il porto, commenta il presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, flagellato dalla pandemia, la collaborazione con il player international HHLA è quanto mai importante, non solo per l'attività del terminal multipurpose, ma per tutto il sistema portuale, che da un aumento di spazi e di offerta di servizi non può che trarre giovamento. Questo risultato, sottolinea infine D'Agostino, è anche il frutto di un lavoro operativo e sinergico dietro le quinte, portato avanti in queste settimane da varie istituzioni che vorrei sentitamente ringraziare. Questa mattina, presso la caserma Manlio Feruglio, alla presenza del comandante della Brigata Alpina Giulia, Alberto Vezzoli, nel rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, è avvenuto il passaggio della bandiera di guerra dell'8° Reggimento Alpini tra il colonnello Del Favaro e il colonnello Colussi, che aveva il delicato compito di guidare nei prossimi anni il reparto delle truppe alpine dell'esercito. Durante il periodo di comando del colonnello Del Favaro, l'8° Alpini, che nel 2019 ha celebrato il 110° anniversario della propria Costituzione, ha suggellato il gemellaggio con nave Alpino, fregata di ultima generazione della Marina Militare Italiana. Dopo la partecipazione all'operazione Strade Sicure nel Lazio e in Lombardia, il reggimento, al comando del colonnello Del Favaro, è stato impiegato recentemente in Afghanistan nell'ambito della missione NATO Resolute Support, dove ha contribuito attivamente al controllo del territorio e al mantenimento della sicurezza nella regione occidentale del paese. Il colonnello Del Favaro sarà ora assegnato a Udine al comando della Brigata Alpina Giulia, dove ricoprirà l'incarico di capo di Stato Maggiore. Il neocomandante David Colussi, che già da capitano aveva prestato servizio nei ranghi dell'8° Alpini, avrà il delicato compito di guidare il reggimento nei prossimi impegni, a partire già dall'imminente partecipazione del reggimento all'operazione Strade Sicure. Le segreterie provinciali di Trieste di Filt CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 24 marzo in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale. Lo rende noto Trieste Trasporti. Lo sciopero, riporta una nota, che riguarderà sia il personale viaggiante sia il personale tecnico amministrativo, avrà inizio alle 2 del 26 marzo e terminerà alle 2 del 27 marzo. Saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 16. Siamo così arrivati allo sport. Gotti, Udinese oggi in campo alle 15 contro la Lazio. Per Gotti un trampolino di lancio per questo finale di stagione. È chiaro che il desiderio di tutti noi sarebbe questo. E di sicuro venire da un buon momento ti dà delle sicurezze, ti dà qualche consapevolezza in più, un po' di autostima. L'errore grandissimo che non si deve fare mai è quello di cullarsi di quel poco o tanto di buono che si è appena fatto, perché nello sport bisogna avere la forza di resettare e ritrovare le motivazioni massime per quello che è l'impegno che deve ancora venire. La cosa più importante secondo me di Llorente, e non solo di Llorente, perché è un po' quello che sta succedendo in questa Udinese, è che lui, come tutti, sta cercando di mettere tutto quello che ha a disposizione del gruppo. Questa è la parte più importante. Io ho l'impressione di una Lazio sempre molto forte, di una squadra sempre molto forte. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra molto forte. E per seguire l'Udinese vi ricordo l'appuntamento alle 14:30 con Poltronissima. Per quanto riguarda il basket, comincia con una vittoria il campionato della Webgesteco Cividale nella seconda fase del campionato di Serie B. Ieri sera Cividale battuta Iesi 65-60. Era una partita insidiosissima, era perché arrivava dopo una settimana di stop, perché arrivava con situazioni un po' anche logistiche non facili. Siamo arrivati fuori da casa per 10 giorni, siamo arrivati qua mercoledì, una settimana un po' particolare, qualche acciacco, qualche fastidio. La temevamo per questi motivi, oltre al fatto che loro sono una società storica importante, che ha fatto tanti anni in Serie A, che ha tradizioni, cultura cestistica, con un bravo allenatore. Ci ha ingabbiato il nostro playmaker Rota, che è la nostra anima, insomma, abbiamo tirato
33% da 2 e il 30% da 3, è una squadra come la nostra che viaggiava a tutta a livello offensivo queste ultime settimane. Insomma, detto questo abbiamo vinto e quindi il bicchiere mezzo pieno, siamo veramente contenti, è una vittoria che fa classifica perché ci permette una classifica unita di essere a 22, di distanziare gli esiti di 4 vittorie, più lo sconto detto a nostro favore. Io sono veramente entusiasta di questa vittoria, è una partita che temevo tantissimo, abbiamo giocato contro la squadra con più fisicità, con più aggressività, non avevamo ancora giocato contro una squadra così intensa, ecco, forse la parola giusta è intensa, e non è che non lo sapevamo, ce lo aspettavamo, però io personalmente ero molto preoccupato, però abbiamo preso le misure, abbiamo girato una situazione sinceramente complicata, abbiamo vinta proprio, direi, da brutti, sporchi e cattivi. Era importante perché insomma, ora si volta pagina effettivamente, quindi si gioca contro squadre che comunque sia, hanno un'organizzazione diversa, non voglio dire né migliore né peggiore, si giocano a viso aperto, che ovviamente hanno anche dei giocatori importanti, un allenatore importante che non hanno quindi certo la paura di venire magari a giocare anche qua per vincere. Quindi è una squadra molto intensa, ben venga che noi ci siamo fatti trovare subito pronti, abbiamo avuto magari le nostre difficoltà come è normale, però anche soffrendo un pochino portarla a casa è sempre positivo. Nel primo giorno di primavera il coro Voci in Volo ci presenta il video musicale realizzato come buon auspicio e patrocinato anche dall'Ente Friuli nel Mondo. Al colibri Leonus e Lut, al pluipi sul dal creat, lui al vip su pantlis rosis, sia dal bosco pur dal prat. Non si sa se semut, la foresta c'ha pafuc, la paura in e mal c'ha via di che luc. Al stampavancia leon, gi batteva fuerte al cur, quan calviò tal colibri che tornava in daur. Du lava tu sei tu mata leon al colibri, non sta la torna perché tu voglia di morire. Per l'informazione è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento all'edizione delle 19. Buon pomeriggio.